Eder. Mech. Pallister. E poscia più che il dolor poté la fama. Le Iene ieri sera hanno distrutto Davide Barzan, dipinto come un individuo mellifluo, un truffatore da strapazzo, un poveretto, un mentacatto. Secondo le Iene il Barzan avrebbe approfittato di una vincita al gioco, per accreditarsi a Cosenza, falsamente come il vincitore. Avrebbe quindi posto in essere manovre idonee a sostenere la sua messa in scena, come il noleggio di supercar, ed altro per truffare i suoi stessi compaesani ed amici. In particolare è toccante il racconto di un concittadino e vecchio amico che lamenta la sottrazione della buona uscita del padre, ottenuta dopo una vita di sacrifici. Mio padre si è inginocchiato per riavere i soldi tuffati dal Barzan, ma lui impassibile se n'è andato. Emergono altri reati imputati al sedicente avvocato, ed una condanna per truffa ad un istituto bancario. Cercare di truffare una banca non è sintomo di grande furbizia, ma Barzan ci aveva provato e si è beccato una condanna. Dal servizio emergono inoltre una serie di comportamenti inqualificabili e di azioni miserevoli, che il Barzan non riesce a contestare. Risultato: oggi Barzan è magicamente sparito data TV pubblica. Si spera per sempre. Sebastiano invece, anche lui in astinenza da presenza televisiva, si fa fotografare in prossimità del confine italiano, come a dire: sono qua apostrofo. Però dopo la foto rientra precipitosamente all'estero, e, per la prima volta in tutta la sua vita posta foto della moglie. Fino ad oggi non aveva mai menzionato Lily, parlando sempre e solo di se stesso. Il suo egocentrismo lo aveva portato a mettersi sempre al centro dell'interesse mediatico. A proposito dell'assassino aveva addirittura detto: lo odio perché mi ha rovinato la vita e non perché ha ucciso Lily. Oggi improvvisamente, dall'estero, indagato per omicidio aggravato, si ricorda della moglie, e ne invoca l'intervento celeste. Da 2 anni tutta Italia sa che cosa è successo a Jasmine. Finalmente, meglio tardi che mai, anche qualcuno che indaga ha deciso di ascoltare l'albergatrice. Sì, penso di sì, e sono contento che finalmente sono riusciti, ci hanno chiamato anche lei a testimoniare, perché aveva già rilasciato le sue dichiarazioni l'altro anno, e però non l'hanno mai chiamata. Lei ha solo rilevato che non è che andasse bene ultimamente il rapporto tra mia sorella e Sebastiano, e ha rimarcato il fatto che lui era un po' violento, si era comportato in maniera violenta un paio di volte. E anch'io ho messo a sit già anni fa il suo comportamento. In un paio di volte ho visto che perdeva un po' il controllo. Reputo e auspico che inizino a fare il lavoro come deve essere fatto. Penso che Sebastiano, se è stato lui proprio, è stato aiutato da qualcuno quando hanno ritrovato il corpo di mia sorella. Non lo so chi poteva averlo aiutato. Io penso potevano essere tutti, anche parenti suoi, amici, tutte persone che non hanno mai sentito. Come mai? Non cito Claudio, Sebastiano e Nasti, il vicino, e però va a sapere che non fosse qualcun altro, perché una persona sola non riusciva a metterlo là dove è stato rinvenuto. Il corpo della mia povera sorella è stato messo là da più persone. So ormai che non tornerà più. Mi sono fatto questa ragione. Purtroppo ho rivoluzionato la mia vita, la vita della mia famiglia, dei parenti, e non si torna indietro. Voglio che venga ridata nuovamente dignità a mia sorella, e anche il rispetto che le hanno tolto in questi anni
raccontando di tutto cose che non sono vere. Quando avevo visto il cadavere di Liliana Resinovic, avevo subito pensato a un suicidio, una sensazione a pelle. Poi avevamo fatto tutti i rilievi immaginabili. I sacchetti in testa li ho visti tante volte in 40 anni di professione, anche a Trieste. È molto meno raro di quanto si pensi. Guardando il viso, sinceramente, non avevo avuto l'impressione di una persona aggredita. Innanzitutto la Cattaneo, per realizzare la nuova relazione medico-legale, ci ha messo un anno e poi aveva anche molti più elementi organici da esaminare, ma quella volta io credo che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. I segni sul volto sono stati interpretati da me in un modo e dalla Cattaneo in un altro. Escoriazioni, contusioni sono sempre a specifici, non permettono di dire chiaramente a cosa sono dovuti, salvo rari casi. Avevamo trovato un cadavere nel bosco insacchettato e avevamo attuato le procedure previste. Le mascherine non le aveva nemmeno la scientifica, che era già lì sul posto ben prima di me. A quel punto il era già stato fatto. C'erano vigili del fuoco, PM, la scientifica, c'è chi indossava la mascherina per il Covid, nient'altro. Il corpo era stato maneggiato pochissimo. Gli organi erano perfettamente conservati anche all'istologia. Col senno di poi si possono dire tante cose, ma quella volta non c'erano elementi. Era venuta la scientifica da Padova che aveva fatto tutti i rilievi possibili. Più di quello, cosa si poteva fare? Io la consulenza della Cattaneo non l'ho letta tutta, quindi non saprei. So che è stata trovata qualche contusione in più e una minima frattura vertebrale. È basato tutto su questo, ma noi alla TAC la frattura non l'avevamo vista. È talmente minima che non so cosa possa rappresentare e non posso di certo metterla in correlazione con un evento doloso. Ho visto migliaia di corpi nella mia carriera. Questa indagine finirà in nulla. Che il marito sia indagato non vuol dire niente. Secondo qualcuno ci sarebbero delle gravi violazioni dietro la perquisizione effettuata a casa di Sebastiano. Praticamente avrebbero dovuto andare la mattina successiva alle 7, una volta che avrebbero visto che andavano oltre le 20, anche se avessero iniziato, che ne so, alle 19:58 minuti, no? Avrebbero dovuto andare il mattino dopo. Solo nei casi di un'ipotesi di reato in flagranza possono essere effettuate perquisizioni nella fascia oraria dalle 20 alle 7. Faccio un esempio terra-terra. C'è un'operazione notturna antidroga per le strade, vengono arrestati degli spacciatori, uno riesce a fuggire prima che venga posto in arresto, e torna a casa a corsa, viene seguito e a quel punto possono entrare anche in quell'orario lì per cercare di ritrovare fonti di prova riconducibili a quella fattispecie di reato. In quel caso sì, ma in questo caso qui assolutamente no, a meno che non gli venga contestata anche un'ipotesi di reato in flagranza, ma non saprei dove andare a cercarla. È chiaro che le indagini riprendono nel momento in cui c'è un reato. Probabilmente se restavate voi in servizio Sebastiano non sarebbe stato indagato, ma adesso lo è. Mentre voi eravate convinti del suicidio. Esattamente, senza incertezze. Non è che c'era stato qualche dato dubbio che non si conciliasse con il suicidio che ci mettesse in allarme. Se questi nuovi atti non fossero nuovi, se si fossero stati rappresentati mentre l'indagine era in corso, si sarebbe potuto accelerare molto di più l'indagine. Io non so quando, sono state depositate le consulenze che hanno giustamente indotto il GIP a non accogliere la nostra richiesta di archiviazione. Se fossero state presenti nel nostro fascicolo prima che noi concludessimo con richiesta di archiviazione, mai l'avremmo formulata, ovviamente, e avremmo potuto partire un po' prima di quanto poi la procura ha fatto. Del senno di poi, di cui sono piene le fosse, è inutile parlare, mi pare. Il fatto di non aver avuto degli elementi per poter sospettare che non fosse un suicidio mi dispiace, perché i ritardi delle indagini chiaramente
diciamo, non aiutano le indagini. Non è detto che un'indagine che nasca tardi automaticamente nasce male o nasce peggio, non è assolutamente detto. Però certo non è un fattore, il fattore tempo è sempre importante. Conoscevo gli estensori, cioè, sono due professionisti che ho sempre ritenuto di grandissimo valore, non avevo nessuna ragione per non crederli anche in questa vicenda, aver fatto onore alla loro professionalità. Evidentemente anche i bravi sbagliano, cosa vuole che dica? Mi dispiace, a Roma direbbero ho svortato. Ma se la vostra richiesta di archiviazione è stata respinta, vuol dire che già c'erano gli elementi per capire che qualcosa in questa vicenda non quadrasse. Il caso dell'omicidio di Martino Caldarelli, 48enne di Isola del Gran Sasso, Teramo, ha scosso profondamente la comunità abruzzese. Dopo essere scomparso venerdì 11 aprile 2025, il suo corpo è stato ritrovato senza vita in un laghetto di Corropoli, nella Val Vibrata, in una zona di campagna di difficile accesso. Caldarelli, ex DJ e attualmente operaio, viveva con la madre nella frazione di San Pietro. Il giorno della scomparsa aveva detto di recarsi in palestra a Valvomano, ma non vi è mai arrivato. I familiari, preoccupati, hanno denunciato la scomparsa il giorno seguente. Le indagini dei carabinieri si sono concentrate sull'ultima posizione nota del suo cellulare, localizzato nella Val Vibrata, e sulla sua Fiat Panda rossa, che è stata successivamente ritrovata bruciata a Giulianova. Le indagini hanno rivelato che Caldarelli era stato adescato online da una donna di 26 anni, con la quale aveva stretto amicizia tramite chat. La donna lo aveva invitato nella sua abitazione a Corropoli, dove viveva con il suo compagno di 40 anni, un uomo con precedenti per reati contro il patrimonio. Una volta arrivato, Caldarelli è stato minacciato e gli sono stati richiesti denaro e l'auto. Al suo rifiuto, è stato accoltellato, con fendenti che lo hanno colpito anche alla gola. Il corpo è stato poi caricato in auto e gettato in un laghetto, con un pezzo di legno attaccato per impedirne l'emersione. Dopo l'omicidio, la coppia ha verniciato di nero la Panda rossa di Caldarelli e ha continuato a spostarsi tra l'Abruzzo e le Marche, utilizzando l'auto per commettere altri reati. L'auto è stata infine data alle fiamme a Giulianova. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la coppia a bordo del veicolo, permettendo ai carabinieri di identificarli. Entrambi sono stati arrestati e hanno confessato l'omicidio. La donna avrebbe anche tentato il suicidio, mentre l'uomo si trova in ospedale per ferite riportate. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Elisabetta Labanti, proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Si è scoperto che la coppia aveva già tentato una truffa simile ai danni di un altro uomo della zona, che però si era salvato consegnando loro denaro e auto. Oggi, 16 aprile 2025, giorno in cui Caldarelli avrebbe compiuto 49 anni, la comunità locale è profondamente scossa da questa tragedia. Manuela da circa un mese sta effettuando il trasloco per lasciare la casa che condivide con Giuliano. Un mese di trasloco nemmeno abitasse a Buckingham Palace. Sì, però fa parte purtroppo dei cambiamenti, dobbiamo per forza farlo nel minor tempo possibile. La cosa che mi ha fatto più male buttare è stata la mia vita, l'ho proprio buttata. C'è la separazione, non devo lasciare la mia casa, buttata, io penso di così, mia suocera non c'è più. È la fine del tuo sogno americano? Neanche, non l'avrei voluta vedere neanche in un film dell'orrore. Rimarremo in parecchi segnati a vita, cioè non si torna indietro. Per il momento è ancora la fine di qualcosa, poi intanto sono contenta che io e Giuliano abbiamo trovato un equilibrio per nostra figlia. Quando ho fatto quello che ho fatto non potevo minimamente immaginare come sarebbero andate le cose. Non ve lo so dire, certo mi sarei comportata diversamente. Cioè è talmente una vicenda triste dall'inizio alla fine, a tutto tondo, perché nel tutto tondo includo anche tutto il terzo piano, tutto, a tutto tondo è triste. Valeria dovrebbe aver ultimato le pratiche per la vendita della sua abitazione, quindi anche lei a breve dovrebbe lasciare via del Ciclamino. Da seguito a quello che insomma era ampiamente ravvisabile.
E credo che però Giuliano resti ancora lì. Se ne va soltanto la Bianchi da via del Ciclamino. Ecco, insomma. Giuliano resta a casa di Pierina, per cui si sposta di pochi metri, ma anche Manuela a quanto pare si sposta di pochi metri perché si dice vada ad abitare a casa di Duilio che abita di fronte. Il famoso capello nero, lungo, fotografato sulla salma che è andato disperso. Quello credo che sia uno dei danni peggiori di questa inchiesta. Poteva essere un elemento estremamente interessante, la salma girata senza le adeguate cautele e protezioni. Insomma, diciamo che noi stiamo un po' facendo la lista della spesa, passatemi il termine, degli errori, delle sviste, delle incertezze che abbiamo documentato nella parte di sopralluogo e penso che quella sarà una parte molto ampia della nostra consulenza in dibattimento. Non vi anticipo altro, ma c'è ben di più di quello che stiamo trattando adesso. Insomma, ci sono delle tempistiche in questa inchiesta abbastanza suggestive. L'indagine ormai sembra addirittura d'arrivo. Tenderà alla fine dell'incidente probatorio della Cam 3, che è a maggio, cioè il riesame, al netto di quello che sarà, diciamo, tutta la storia del riesame, dell'impugnazione, bla bla bla, però diciamo aspetterà credo il 28 maggio, no? Se non ricordo male è la data in cui verrà discussa la Cam 3, ma già il giudice ce l'ha detto che la Cam 3 è caduta, quindi insomma, e a breve, subito dopo ci aspettiamo la formalizzazione del 415. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.